sono marito alla regia che le persone che chiamano perché vogliono interloquire con Renzi, perché l'hanno visto sul fatto del divorzio, anche lì ci sono delle grosse novità, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con la Filippini ospite qui nei nostri studi. Però andiamo avanti con ordine nei flash di Matteo Renzi, adesso andiamo a vedere quando dice chi sbaglia paga, è un flash brevissimo, ascoltiamolo. Quando si fa una riforma si fa tutto lo sforzo di ascoltarci, se no va a finire come gli ultimi 20 anni che si sono fatti le riforme ognuno per i fatti suoi e invece no, le regole si scrivono insieme. Io sono ottimista perché se facciamo la riforma della legge elettorale, della pubblica amministrazione, del livello istituzionale, della Costituzione, del fisco di cui parlavamo prima, molto importante del mondo del lavoro, cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto entro giugno presentiamo le linee guida e abbiamo presentate il 30 giugno. Il processo civile, anziché durare in primo grado 3 anni, durerà 1 anno. Certo, stiamo discutendo di alcune questioni. Per noi, chi sbaglia anche in giustizia deve pagare. Poi pagano in pochi a quei livelli lì. Senti, Boccataro, io sorridente. No, è purtroppo che poi chi paga è la collettività. Questo è il problema vero, che è la collettività alla fine a pagare, perché non solo perché la giustizia ha i tempi che ha e i metodi che ha, ma insomma la depressione la paga la gente, la paga non esistono mai nella politica oppure nella vita collettiva, esistono le responsabilità individuali, ma il prezzo, i costi lo pagano la collettività. E la politica lo sa? Beh, sì. Ma penso che se ne sia resa profondamente conto. Sai quando la politica se ne ha cominciato a rendersene conto? Quando essa stessa si è resa conto che sta pagando dei prezzi per scelte che non dipendono dalla politica, ma dipende ad esempio dalla grande finanza. Allora, le decisioni le prende la grande finanza, lo sputtunamento, scusate il termine, globale è dei politici, allora dice ma come? Io pago delle colpe che non sono mie. E allora si ha cominciato a rendersi conto che il meccanismo sociale si va ingrippando, che la società fa fatica a vivere in queste condizioni. Quindi il cosiddetto slogan chi sbaglia paga non è mica così tanto vero. Passiamo a casa. Matteo Renzi alle europee ha preso il 40,8%, 40% insomma, di tantissimi voti, però in Italia non ha ricevuto ancora voti, non ha ancora quella maggioranza che ha, quantomeno in numeri, che ha in Europa. Questo può incidere nelle scelte che sta facendo per l'Italia Matteo Renzi? Beh, sicuramente è un peso nell'Europa, ha una credibilità che l'Italia prima non aveva, quindi se la sta spendendo bene anche, diciamo. Ma per esempio sul discorso che Renzi fa gli effetti speciali, come qualcuno dice, io preferisco Renzi sinceramente rispetto a Monti, perché Monti è stato una depressione e quindi non ha trainato, perché anche rispetto a Silvio, anche rispetto a Silvio lo preferisce? Sicuramente sì, perché Renzi non ha interessi propri nella questione. Berlusconi ragionava come ragiona qualsiasi imprenditore quando va in politica, necessariamente è portato a pensare ai suoi interessi, quindi il conflitto cosiddetto interessi, che in Italia è una mera proposizione, in realtà in altri paesi esiste ed è estremamente diciamo conservato e ha delle regole precise. E sul discorso dell'antitrust è un'altra cosa, sul falso in bilancio, cioè, queste sono regole che uno si è dato perché aveva interesse a darsele. Certo. Questo è il grosso problema. L'Italia in parte va male per questo, perché certe cose non si possono fare, non sono accettabili. Adesso vediamo se riusciamo a rimettere a posto tutto. Sicuramente un po' di allegria in questa fase di depressione, ma con allegria non è che si risolve tutto. Si può dare uno stimolo, ma poi bisogna continuare, come diceva Gottardo, che poi il problema è un altro. C'è la telefonata, mi dicono dalla regia, sentiamo, proprio inerente al divorzio, credo. Sentiamo, pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera. Con chi parliamo, buonasera. Da dove? Scusi, volevo dire, signore, che vedo che c'è anche
un politico da tanti anni, credo sia di Forza Italia, adesso non ho presente il nome. Settimo Gottardo? Dico. Ecco, senta signor Settimo Gottardo, chi sbaglia paga, ma il signor Galan, che va in tutte le televisioni a dare colpe agli altri, lui che è stato anche presidente della regione, porca la miseria, adesso è senatore, è diventato anche senatore. Ma perché scarica le colpe agli altri quando si mettono, si fanno anche l'immunità, dicono che l'immunità è per il pensiero, per loro, le inventano tutte e noi cittadini caschiamo e ci crediamo. Io non ci credo più, io penso che sono solo corrotti, il Mose è partito con una cifra, è quintuplicata, io non so, ma a chi date da intendere ancora? Lei che è anche vecchio di politica, e mi ricordo, sa, ancora 20 anni fa con Tangentopoli, dovreste star fuori dalla politica. Il signor Galan, che è indagato, altro che senatore con l'immunità, dovrebbe sparire dalla politica. Da dove chiama, signora? Scusi, da dove chiama? Non ne possiamo più di questi corrotti. Da dove chiama? Scusi una cosa, pronto? Da dove chiama? Scusi, un condannato non può più far politica, condannato ai servizi sociali, certo, condannato per frode. Grazie signora, è stata molto chiara. Chiama da Vicenza la signora, signora, chiama da Vicenza perché me l'ha detto la regia. Grazie della telefonata, vuole rispondere a Settimo Gottardo a questo nostro telespettatrice? Adesso c'è il Parlamento che si pronuncia mi pare la prima settimana, la prima decade di luglio, quindi sono delle procedure, noi siamo in uno Stato di diritto. C'è un'accusa, ci sarà un processo su cui io penso che potrà manifestare tutte le sue motivazioni, tutte le ragioni. Finora abbiamo visto la parte, diciamo, dell'accusa, adesso sentiremo anche la parte della difesa, ci sarà un processo. E poi si decide. E dopo ci sarà un giudizio. Certo. E se il giudizio sarà negativo, pagherà. Va bene, andiamo a vedere il prossimo. Non facciamo le leggi speciali per nessuno. Il prossimo flash di Matteo, perché se ritorniamo sul Mose abbiamo fatto 2 puntate molto calde sul ragionamento Mose, sui costi, sugli ingegneri che hanno fatto quello che hanno fatto. Ci ritorneremo indubbiamente su quel tema perché è stato un tema scottante, è giusto che venga fatta chiarezza. Andiamo sul Mare Nostro invece, i rapporti con la Libia che dovrebbero ottenerlo. Ascoltiamo cosa dice Renzi, poi lo commenteremo. Questione di sostanza. Ciò che sta avvenendo nel Mediterraneo deriva al 96% dalla Libia. Cara Libia, chiedi l'intervento dell'UNHCR, l'UNHCR va in Libia e fa i campi sulle coste. Quindi blocchiamo l'afflusso dalle coste libiche e aiutiamo come Europa chi ha il diritto di asilo a ricongiungersi nel posto dove deve andare. Questo è il lavoro sul quale stiamo procedendo e stiamo facendo dei passi in avanti grandi. Si vedono risultati? No, perché nel frattempo la gente continua a salire sulle carrette e purtroppo continua a morire. In questa logica noi che cosa stiamo facendo? Primo, cerchiamo di salvare quante più persone possibile. A me potranno non votarmi la prossima volta, ma io inorridisco a pensare che quello che è accaduto anche oggi, una nave di bambini, io la lascio andare. Abbiamo fatto l'accordo con i francesi e gli altri paesi, diciamo, su sponda mediterranea per un progetto che si chiama Frontex Plus, Frontex Più. Ma accanto a questo lavoro abbiamo detto alla Commissione che verrà: ehi, il vostro stanziamento di bilancio sull'immigrazione è ridicolo, spendiamo più noi da soli che voi tutti insieme. Quindi guardate di, come si dice, di frugarvi un po' in tasca. E dopo essersi frugati, però mi faccia dire la cosa di principio, io trovo indegno e immorale che l'Europa non abbia la forza, il coraggio e l'energia di intervenire in quello che è casa nostra.
Stefano Peraro, mi sembra lo giocatore d'Italia Non posso che condividerlo. Geograficamente la più esposta, l'Europa deve dare una mano, mi sembra che sia Non posso che talmente... condividerlo al 100%, è mancata l'Europa su questo ragionamento, noi dobbiamo su Ma è questo... mancata perché noi non ci siamo fatti valere, Stefano, oppure... Ma forse anche per questo, però dobbiamo finirla di ragionare con la pancia, come tutti ragioniamo, perché ci sono delle vite umane, possiamo non apprezzare, ma ci sono delle vite umane e noi non possiamo speculare su delle vite umane. Poi, che noi facciamo una politica repressiva sui paesi di origine, grazie all'Unione Europea, grazie a tutte le misure, ma noi non possiamo prendere in giro la gente o creare gli allarmismi o fare politica prendendo voti sulle persone che muoiono. Questo è inaccettabile. Tutti vogliamo le nostre città più sicure, tutti vogliamo meno immigrati che delinquono, tutti vogliamo più sicurezza, però noi non possiamo gioire o fare politica sulle persone che muoiono in mare. Allora, da domani mattina diamoci da fare tutti, con l'aiuto dell'Unione Europea, per fare in modo che questi non arrivino. Matteo Cecchinato. Bisogna dire che è populista dire rimaniamoli a casa, senso civico dire accogliamoli, è doveroso dire che c'è bisogno dell'Unione Europea presente nel Sud Italia, perché effettivamente l'Italia sta sostenendo delle spese e non investimenti. Detto ciò, voglio dire anche che effettivamente queste spese che stiamo avendo le possiamo dedicare e investire nel territorio da dove vengono questi migranti e investire lì in infrastrutture e creare il mercato emergente. Se pensiamo, tolti i BRIC, Brasile, Russia, India, Cina, i paesi emergenti di oggi, rimane l'Africa uno dei prossimi paesi nel quale ci potrà essere sviluppo, e noi siamo lì. Bisogna già oggi ragionare in quell'ottica, nell'ottica di investire in quei territori attraverso anche le organizzazioni internazionali, riuscire a portare lì il sapere dell'Italia, la tenacia e la responsabilità che sempre hanno contraddistinto tutti noi italiani. Mi sembra... No, prego. E bisogna dire che effettivamente è lì che bisogna intervenire con questi accordi e riuscire anche a convincere l'Unione Europea, perché qui bisogna convincere l'Unione Europea che non è una responsabilità solo ed esclusiva dell'Italia, è un'esclusiva di tutta l'Unione Europea. È chiaro. Certo. Sentire, mi sembra di capire che le forze politiche fino adesso italiane, facciamo così, andiamo a vedere il prossimo ragionamento, perché così lo attacchiamo, che è il ragionamento dei Marò, che li sta facendo una figura, abbiamo fatto una figura davvero indecorosa. Sentiamo cosa dice Matteo Renzi. Io non credo che la soluzione della vicenda dei Marò sia l'Italia che va al Parlamento europeo, perché non è quella la sede dove i problemi si risolvono. La stiamo affrontando nelle sedi dove deve essere affrontata. Io però non faccio campagna elettorale o demagogia sulla pelle di due nostri connazionali che sono trattenuti in un'ambasciata fuori. Non la faccio, io non li strumentalizzo, non ci sto sopra, quindi la scelta di non parlarne è stata voluta. Scelta di non parlare è stata voluta, poi è cambiato il governo anche in quello Stato, e quindi davvero la situazione di questi due non è chiara per nulla, devono tornare, insomma non si capisce nulla davvero da questa situazione, e mi sembra che il governo non ci stia addentrando come dovrebbe. Sì, lì purtroppo hanno inciso molto le elezioni indiane, perché quello è un paese molto particolare, molto grande, ci sono state elezioni molto lunghe che sono durate parecchi mesi, procedure abbastanza complesse. Adesso ci sono tutte le condizioni, perché l'errore iniziale, il governo ha fatto parecchi errori su questa vicenda. Io penso che il primo sia stato quello di non lasciarli nella nave dove stavano, di farli andare, perché dovevano essere poi da lì, casomai eventualmente, sottoposti a un processo a livello internazionale. Adesso ci sono le condizioni, perché, lo dice anche Renzi, la strategia del governo è quella, con il governo indiano, di arrivare a un processo non in India, un processo a livello internazionale, quindi con garanzie, perché il diritto, diciamo, a contrastare la pirateria nei mari, in acque internazionali, è un diritto che deve essere salvaguardato. Diversamente noi... Allora, bisogna portarla su quella vicenda lì.
Io penso che poi qui ci sono opinioni diverse, anche gli osservatori hanno detto che Renzi doveva parlarne, farlo diventare un problema europeo. Secondo me avrebbe probabilmente caricato di un significato ancora più grande e ancora più, come possiamo dire, aggressivo il tema. Non so se questo aggiovava la soluzione. Auguriamoci che ora che ci sono le condizioni... E perché non l'ha fatto secondo lei, Santini? Ma lui ha scelto di non farlo. Perché secondo lei sì? Perché sta scegliendo di privilegiare una via di trattativa diretta con il nuovo governo nella presunzione, auguriamoci che abbiano gli elementi per dirlo, io spero di sì, perché sono, come dire, finora anche i governi precedenti hanno pagato il fatto che il governo di prima, del Kerala eccetera, hanno fatto melina. Cioè hanno rinviato, non so se vi ricordate che ogni lunedì mattina c'era l'udienza del tribunale, certo, che rinviava di 10 giorni, di 20 giorni, cioè quella si chiama, lì è chiaro che la strategia di un governo purtroppo non può andare a buon fine del nostro, perché se quelli rinviano, perché rinviavano? Perché era diventato per loro un tema, diciamo, su cui misurare. Adesso hanno fatto le elezioni, c'è un governo nuovo, è cambiato proprio di segno, sono tutte le condizioni. Renzi, a mio avviso, con il ministro degli esteri, io credo che, spero anche a breve termine, portino a fine questa operazione, perché davvero è una vicenda molto lunga, che è partita male come abbiamo detto, che deve cercare di finire bene. Drammatizzarla... Nel frattempo passa il tempo. Sì, il tempo è passato, ne è passato già troppo tempo, ecco, e diciamo che va anche, secondo me, va anche speso una parola di grande apprezzamento per le due persone, perché si stanno comportando in maniera molto seria. Abbiamo avuto occasione anche in Parlamento di avere un incontro con le famiglie, con le mogli. Devo dire veramente sono persone che stanno comportandosi in maniera civile, in maniera molto seria. Si sono arrabbiati ultimamente. Ma non recriminano come possiamo pensare, e questo fa onore anche, insomma, alla divisa che portano, e anche, insomma, il fatto che una volta tanto gli italiani danno, insomma, un segnale anche internazionale, diciamo, di comportezza, belle parole bisogna farle tornare e di serietà. Però io ripeto, mi auguro e credo che adesso ci sono tutte le condizioni perché quello che l'Italia chiede venga fatto. Cioè noi non chiediamo che non ci sia un processo, chiediamo che il processo venga fatto non in India, perché in India c'è un carico emotivo e un carico, diciamo così, di rivalsa rispetto purtroppo al fatto che hanno perso la vita 2 pescatori indiani, il che però non dipende dalla volontà di uccidere, ma dipende dal fatto che quella era per loro una missione a cui erano abilitati, cioè una missione di contrasto alla pirateria. Evidentemente non si saranno qualificati, sarà successo quello che sarà successo, bisogna giudicare con lucidità e con, diciamo, fermezza dei fatti senza emotività, cosa che in India purtroppo non sarebbe così. Telefonata, credo, sull'immigrazione, sui Marò, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Dalla provincia di Ferrara, mi sentite? Benissimo, come si chiama lei? Mi chiamo Carlo. Prego Carlo. Dunque, voi dite che bisogna accoglierli. Sapete cosa ci costa Mare Nostrum? Ci costa 300.000 euro al giorno, lo sapete quello. Ricordatevi, io sono disoccupato, ricordatevi, io mi rivolgo a tutti gli italiani e non a voi, perché ho già capito lì come la pensate. Io faccio un appello agli italiani. Gli italiani tolgono a noi per dare a loro, ricordatevi quello. Ricordatevi quello. Per accogliere loro hanno fatto affondare un paese, hanno distrutto un paese, l'Italia, per aiutare gli altri che non c'entrano niente con noi. Noi italiani dobbiamo morire di fame e loro si comprano il telefonino da 800 euro. È una vergogna. Vabbè, grazie Carlo di questa sua... Ma voglio una risposta, Sì, gliela faccio dare da Settimo Gottardo. Settimo Gottardo, tanta gente arrabbiata, ragiona, qui l'Europa dovrebbe darci una mano, come abbiamo già detto, per risparmiare i soldi, e gli italiani che non vivono, che hanno difficoltà a passare la giornata perché non hanno lavoro, sono arrabbiatissimi e non possiamo dargli torto, e se la prendono ovviamente con tutti. Non sono del governo e quindi non posso dare una risposta operativa subito, posso dare il mio parere. La prima cosa è questa: noi dobbiamo assolutamente evitare la guerra tra i poveri. Ecco, questa. La guerra tra i poveri non ha mai aiutato i poveri, ha sempre favorito i più forti, noi più deboli. Però arrivi al limite, no? Come diceva prima il Presidente Lupa, voglio impostare bene sempre le cose. La guerra tra i poveri non fa mai vincere i poveri, sempre vincere gli altri. Quindi non mai cadere su questo tranello, anche se io comprendo perfettamente la persona, ma
molti anche si rivolgono ancora anche a me per questi motivi, dice ma all'immigrato viene l'irregolare che è qui, quello che aspetta il permesso di soggiorno, rifugiato, la verifica, gli danno 35 euro al giorno, io non, invece sono qui che tiro a campana, non riesco, non lo so, questa obiezione la vivo, però noi viviamo in una comunità ampia, quindi bisogna sempre fare i conti con tutto. Uno dei limiti che noi non abbiamo, non intendo dire proprio la classe politica in generale, non abbiamo mai detto abbastanza nelle sedi giuste, mi pare che con Renzi qualche breccia la si riesce a fare, aprire in Europa, vediamo se il riconoscimento di questa rivendicazione per una dimensione europea di questo fenomeno l'abbiamo se viene fatto un commissario ad hoc per l'immigrazione. Se l'Europa istituisse un commissario ad hoc vuol dire istituisse un commissario, strutture, parte di bilancio, responsabilità, la vedremo nei prossimi giorni. Bisogna dare risposta a questo che ha detto. Lo so, la risposta che lo do sempre, guardate, la guerra tra i poveri non risolve mai i problemi dei poveri, tanto per essere. Quindi non poniamola mai in questi termini, dobbiamo porla in termini invece del nostro paese, non possiamo parlare solo di accoglienza, dobbiamo parlare della capacità di accogliere. Noi abbiamo raggiunto il limite della capacità di accogliere, non siamo più in grado di accogliere. Non lo siamo in grado, non è che non vogliamo, però nonostante che non siamo in grado ci sono alcune situazioni per motivi umanitari e internazionali, i rifugiati non possiamo nemmeno mandare via, perché non sono clandestini, sono gente, quelli che in Germania chiamano gli asilantes, cioè quelli che chiedono asilo politico, pongono problemi, vengono da situazioni di guerra, di morte. È un principio fondamentale dell'umanità quello di prendere rapporti con questo, quindi non siamo in grado più di raccogliere, ci sono delle situazioni difficili da distinguere tra i clandestini e quelli che invece possono aspirare ad avere lo status di asilante, di asilo, è difficile distinguerli. Però abbiamo un obbligo morale che non possiamo dire di no a chi esce per il diritto internazionale, per il diritto umanitario, e abbiamo una situazione della capacità, la capacità l'abbiamo esaurita completamente. Professore, non abbiamo la capacità, però continuano ad arrivare, continuano a sbarcare, continuano a morire, continuano a vivere dei drammi incredibili. Io credo che noi vediamo il problema troppo da vicino, quindi vediamo soltanto questa cosa infame che è il traghetto di queste persone, peraltro è oggetto di un business mostruoso perché solo una barca produce 1,5 milioni di utili a un paio di persone, 2, 3, 4, quelli che siano, ma comunque è un bel andare. Non vediamo il problema dell'Africa. Allora, l'Africa è il paese più ricco al mondo a livello di materie prime ed è il paese più povero al mondo perché tutti sfruttano queste materie prime e non vengono pagate per quello che valgono. Questo è il problema. È uscito stamattina uno scandalo dell'ENI, $1 miliardo o cose di questo genere. 1,5 miliardi. 1,5 miliardi, eccetera. Allora questo è il giro d'affari che c'è in Africa. E sapete chi sta conquistando l'Africa? La Cina. Sta investendo miliardi di dollari, ma centinaia di miliardi di dollari per prendersi tutta l'Africa. E può colonizzarla perché ha le persone, ha una sovrappopolazione che distribuisce, esattamente come sta succedendo anche in Italia, molto meno, ma sta succedendo. E sta schiavizzando anche. Ma peraltro molto meno di quello che abbiamo fatto noi all'epoca delle colonie, perché non è andata a sparare addosso a qualcuno per portarsi via la terra, ma va là e compra la terra, compra a Kampala, dove io sono abitualmente vado, hanno comprato 3 billi, gli unici 3 grattacieli erano regalati allo Stato, no? Cosa semplicissima, non sono andati a portare via, eccetera. Dopodiché si sono spalancate tutte le porte e adesso possono fare quello che vogliono. L'anno scorso il Giappone ha investito in Africa 20 miliardi di dollari, ma non perché
li ha regalati, ha investito e ha voluto sapere dove andavano a finire e ha voluto sviluppare determinate attività all'interno dell'Africa. La maggior parte delle multinazionali porta via, ruba. E allora questa gente sarà sempre povera. E le guerre, vi garantisco, che i negri non sono aggressivi. Io giro in centro di Kampala di notte e nessuno mi fa nulla. Cosa che non potrei fare in centro a Milano probabilmente. O in qualche zona di Padova, non esiste. Hanno un rispetto delle persone che è mostruoso. E quando torno e qualcuno mi dice ma sono cattivi, cosa come? Dico guardate che non hanno mai inventato i campi di sterminio. È vero che si combattono tra di loro, ma dietro c'è una multinazionale che paga queste guerre tribali. E gioca su questo fattore, questa prevalenza di una popolazione rispetto a un'altra, ma non sono loro aggressivi. E ricordiamoci che Leopoldo del Belgio, no? Quando conquistò tagliò la mano destra di tutti i maschi adulti. Non so se mi spiego, questa era la conquista dell'Europa. E cosa pretendiamo oggi? Che questi vengono, certo che vengono, ed è giusto quello che dice Gottardo, è la guerra dei poveri, ma chi si arricchisce sono le multinazionali, questo è il grosso problema. L'altro problema è di mettere una task force dall'altra parte che selezioni queste persone che possono passare, e però questi partiranno sicuramente da qualche altro lido. E quando sono in mezzo al mare non è che riusciremo a risolvere questo problema, perché sotto c'è un business, è talmente grande che solo questo, il traghetto, è solo la minima parte del business, perché tutto il resto sono distributori per la buona parte, si prestano a fare i mestieri più infami, compreso lo spaccio della droga, perché quando c'è fame uno si adatta a qualsiasi cosa, certo, anche il più onesto. Certo, Santini la saluto, le 23, 3 minuti, ho sforato 2 minuti. Devo scappare, sì. La saluto. Allora chiedo alla regia se poi mettiamo un'altra telefonata. Nel frattempo andiamo a vedere il contributo quando Renzi parla di Federica Mogherini, che è il ministro degli affari esteri. Sentiamo cosa dice la ministra. Ma io non ho da insistere su un nome, e Federica Mogherini è la prima a avere il desiderio di continuare a fare il lavoro che fa, che è il ministro degli esteri italiano, quindi non è propriamente una cosa banale. Il punto è che quando arriverà il momento della verità anche sui nomi, il Partito Socialista Europeo dovrà dire su che posizioni, su quali piazze chiede di investire la propria responsabilità. E a quel punto discuteremo, uomini, donne, del sud, del nord, italiani, non italiani, e discuteremo e decideremo tutti insieme. Noi non dobbiamo andare in Europa dicendo ci mettiamo uno che ci fa i nostri interessi. Se noi siamo autorevoli, noi stiamo a tutti i tavoli che contano, con la forza delle nostre idee. Poi il singolo commissario, che sia come nell'ipotesi che lei ha tratteggiato, l'altro rappresentante per la politica estera, o l'ultimo commissario agli affari interni, che poi è tutt'altro che l'ultimo, quello degli affari interni, dovrà fare la sua parte, lavorare nell'interesse dell'Europa. Quello che so, perché la conosco, è che sicuramente Federica Mogherini sarebbe in grado di farlo. Se lo facesse lei si porrebbe un problema, perché ci sarebbe da sostituirla al ministro degli esteri. Avrà 1000 difetti, avrà 1000 pregi, però di sicuro è convincente quando parla. Dopo ha ragione Settimo Gottardo, vedremo quello che accadrà. Però da come parla un po' di entusiasmo, insomma, te lo fa venire, anche se uno non è un amante della politica o della politica o dei grandi sistemi, o no Cavallari? Dà questa impressione come persona. L'ho sentito definire da qualcuno il secondo più grande comunicatore dopo mio padre, questo era Pier Silvio Berlusconi, per cui sì, indubbiamente sì, dà una sferzata di energia, anche di allegria, che è quello che ci vuole, perché tutto sommato in momenti come questi magari insomma
ci tiriamo un po' su, ecco, di morale. Questo può servire senz'altro. Ecco, però direi tutto sembra, Settimo, allora poi lo chiedo a tutti, visto che siamo quasi in conclusione di televisione, che nonostante tutto qui in Italia se mettono anche uno bravo, c'è sempre qualcuno che lo critica, che non va mai bene quello che fa, che gli mette il bastone tra le ruote, che non ha mai campo libero, magari sarà anche giusto perché i controlli bisogna farli, però delle volte mi sembra che un po' sia esagerato, un po' di fiducia uno la deve dare, insomma. Secondo me è il bello della politica è bella perché si sceglie, nella vita scegliere è sempre difficile e qualsiasi scelta che uno faccia scontenta delle persone. Oggi noi dobbiamo guardare invece ad accrescere il consenso piuttosto che ridurre il consenso, questo fa un leader politico, se un leader politico riduce il consenso non è insomma, una strategia molto, molto interessante. Chi sarà il ministro, chi sarà il commissario italiano non è un problema che mi riguarda, io mi auguro solo che sia una persona che abbia delle competenze, le capacità e che possa essere utile alle ragioni dell'Italia. Questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre come italiani, trovare delle persone utili alla causa dell'Italia. Settimo, ma a Bruxelles e a Strasburgo ho sentito l'altra sera i costi poi di questi trasferimenti sono una follia e poi vado anche, ma questi dicevo parlamentari sono utili all'Europa o sono lì tanto per far numero per prendere soldi? Finora hanno fatto un po' più numero e numeri che utilità, perché il Parlamento è stato messo sempre un po' in secondo piano. Il Parlamento contava di più il Consiglio d'Europa, che è fatto dei capi di governo, ecco. Le decisioni che contavano vengono prese finora, sono state sempre prese dal Consiglio d'Europa. Qui si parla della Commissione Governo. Il governo. Noi partiamo per la verità un po' handicapati, perché effettivamente sono qualche settimana che gira il nome a livello europeo della Mogherini e l'obiezione che viene fatta è che insomma questa qui andrebbe a sostituire la marchesa Ashton inglese, che gli inglesi avevano messo lì agli esteri per l'Europa, proprio per non fare niente, per non far contare assolutamente niente l'Europa negli esteri, tant'è che abbiamo visto in tutti i conflitti dal Medio Oriente ai Balcani eccetera, l'Europa è sempre stata fuori, perché questa contesa che avevano messo lì gli inglesi era proprio perché l'Europa non contasse nulla sul piano internazionale. Allora dice no, noi vogliamo contare, e c'è la proposta della Mogherini, la quale però calza, perché tutto si tiene, con altri aspetti. Molti dicono in Italia no, noi dovremmo avere un commissario economico, prima avevamo Tajani, che conterebbe di più. Altri dicono no, ma possiamo prendere il coordinatore che aveva adesso, che era il belga. È che noi abbiamo già un posto strategico in Europa, che è quello di Draghi. E ogni volta il buon nostro Presidente del Consiglio Renzi va a chiedere un posto, dice guarda, state attenti. Voi italiani intanto avete già l'istituzione più potente che è la banca. Adesso per piacere, adesso ci sono 28 paesi da accontentare e quindi il luogo strategico più importante sono: rinunciate alla banca, mandate via Draghi. Prendetelo in Italia come ministro del tesoro, allora potete avere un ministero, si chiama lì presidente di commissione, una presidenza di commissione qui fianco ai suoi piani. Quindi tutto si tiene. Mi pare che Renzi si stia comunque muovendo bene. Molto bene. Prima di andare da Matteo, abbiamo 2 telefonate, poi vengo da te Matteo. Sentiamole. Pronto? Buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Mi scusi, ma io sento pianissimo, ecco perché rispondo. Se alziamo l'audio noi o la signora, con chi parliamo e da dove, mi sente? Sì, io chiamo dalla provincia di Ferrara. E si chiama? Allora, io mi chiamo Maria Paola. Come voi ben sapete, noi siamo zona terremotata, no? E abbiamo un sacco di problemi, perché non sono stati risolti dal governo, da nessun governo. A noi ci hanno lasciato qua e ci siamo arrangiati come abbiamo sempre fatto, no? Perché tanto da noi emiliani, romagnoli è sempre quello che ci si aspetta, che ci arrangiamo. E questa è una piccola premessa. Poi mi riallaccio un attimo al discorso dell'immigrazione e dell'Europa. Io volevo solo dire questo: quando un Presidente del Consiglio
ha il coraggio di presentarsi in Europa e di dire che noi siamo tanto bravi, perché noi diamo tanto di più di quello che riceviamo dall'Europa, io credo che sarebbe un Presidente del Consiglio, perlomeno io non vorrei essere da cancellare, non dico da che cosa, perché c'è una disoccupazione lancinante. Ci sono i giovani che sono alla disperazione, noi spendiamo 300-400 mila euro al giorno, milioni al mese ad accogliere tutti questi cosi qua che non so che cosa vengono a fare, perché tanto qua non ci sono i mezzi, non possiamo noi guarire tutte le ferite dell'Africa, perché loro si sparano sempre in continuazione e noi siamo qua buoni, santi, siamo persone tanto generose. Però sono generosi quelli che sono al governo, perché noi che non abbiamo più il pane da mangiare siamo molto stanchi. Io spero che cominceremo veramente a sparare a destra e a sinistra come si deve. Vi do la buonasera e vi auguro di avere sempre queste idee meravigliose. Ciao. Grazie, buonasera signora da Ferrara. Sentiamo l'altra telefonata. Ci hanno messo giù perché l'abbiamo fatta attendere. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Buonasera, sono Pasquale e parlate da Padova. Prego signor Pasquale. Allora io devo testimoniare ciò che ha detto il professore. Sono sacre parole che ha detto il professore. In Africa, in Uganda, io vado a vivere 3 mesi all'anno. Se alziamo l'audio studio, chiedo alla regia perché stai dicendo cose. Se alziamo l'audio studio, prego. Io, ripeto, confermo ciò che ha detto il professore del Kampala e dell'Uganda. Io vado a vivere 3 mesi in Uganda e i cinesi si stanno impossessando dell'Africa. I cinesi, il professore lo conoscerà, la zona di Karamoja, hanno costruito una strada senza dare niente al popolo ugandese, solo da sfruttare i minerali che c'erano in Uganda, perché sono ricchissimi, l'Africa è ricchissima. E tutto quello che ha detto il professore è da pensarlo, è da dire alla gente, da informare le persone, perché c'è molta ignoranza su questo qua. Anche i politici che parlano di tante cose e non conoscono e non sono testimoni, come il professore è testimone. Io vivo a Kampala, professore, se conosce Mbuya, e io vivo lì, poi vado in Karamoja, Morotto, Nekfirit, lì i cinesi hanno costruito una strada e non vogliono niente, ma solo da sfruttare i minerali. Mi scusi di discrezione, ma lei vive o ci lavora anche lì? No, io vado, perché sono in pensione, vado ad aiutare i comboniani, vado nelle missioni comboniane a dare una mano, vado per Africa Mission, vado in giro per l'Uganda, la conosco abbastanza bene, sono diversi anni che ci vado, vivo 3 mesi, sto lì 3 mesi e quando qui fa freddo vado, perché sono uno del sud, di Taranto, sono in pensione, lavoravo all'Ilva e vado lì e sto con la gente dei villaggi, mangio con loro, perché costa pochissimo in Africa mangiare, €1 al giorno. Io mi chiedevo come fanno a vivere, vivono lo stesso, perché lì tutti quanti, non sono come noi, vivono la famiglia allargatissima. Se uno non c'è da mangiare, mangia lo stesso. A me mi invitavano, chi mi chiedeva i soldi, perché sono un bianco, mi chiamavano Muzungu, e mi davano da mangiare a loro stesso. Prima mi chiedevano i soldi, dopo dicevano che io non ho soldi, sono qui per dare una mano, sono volontario, mi davano loro da mangiare. Ma mi scusi, questi cinesi, come diceva il professor Case, come sta confermando lei, rovinano l'Africa, la stanno rovinando o stanno dando una mano? Adesso in apparenza costruiscono palazzi, fanno strade e poi sfrutteranno l'Africa. Già hanno le concessioni dei minerali, delle miniere. È un E dramma, poi prenderanno il petrolio, poi prenderanno l'acqua, tutto quanto, perché la guerra che si farà, no adesso, perché si farà su questo qua, sull'acqua dopo sarà. Quando si dà il petrolio sarà sull'acqua. Rimanga collegato, un dramma insomma. La guerra futura in Africa sarà proprio sull'acqua, perché il grosso problema è la gestione dell'acqua e per esempio l'Uganda, che ha la possibilità di bloccare il Nilo, perché il Nilo nasce nel lago Vittoria e quindi l'entrata, c'ha 2 entrate che confluiscono nel Nilo, hanno fatto delle dighe, e che vuol dire che possono quantificare l'acqua che viene poi, arriva fino in fondo all'estuario, alla delta del Nilo. Questo è uno dei grossi problemi. L'hanno fatto per fare delle centrali nucleari, ma è anche un problema strategico e questo è uno dei problemi. E poi ce ne sono tantissimi altri, ma soprattutto mentre gli inglesi avevano trasportato la popolazione indiana in Africa perché avevano creato la classe media e avevano tenuto bassa l'istruzione della popolazione di colore,
Adesso i cinesi stanno comprimendo la classe indiana, che è quella che praticamente gestisce l'economia e soprattutto la finanza, la piccola e la media finanza africana. È un problema estremamente complesso, ma non c'è soluzione, perché questi stati che ci sono non vengono governati bene, perché nessuno vuole una stabilità in Africa, perché se uno stato diventa stabile non è più conquistabile, non è più sfruttabile, e quindi continuano a fare colpi di stato, creare situazioni eccetera, no? La storia di Idi Amin, furono i francesi a mettere su Idi Amin perché andasse contro gli inglesi, ed Idi Amin ebbe carta bianca e fece quello che faceva perché era protetto, e quando scappò se ne tornò andò a Parigi e fu protetto. No, queste situazioni non è possibile che possano andare avanti in questa maniera. Noi stiamo, non noi, le multinazionali, e l'effetto boomerang è quello che stiamo vivendo adesso. Allora il fermare l'immigrazione sulla spiaggia libica è una fantasia. Sì, verissimo, verissimo. Perfetto. Confermo ciò che ha detto il professore, il problema non è fermarli, e lì risolvere. Le multinazionali fanno guadagni sulle armi, perché guardate, in Sudan per 50 anni hanno creato della guerra, spendevano 1 milione al giorno di armi a questi ribelli. Guardi, Elisabetta... Il problema dell'Africa non è messo in evidenza nell'informazione. Per esempio ci sono dei fenomeni che sono mostruosi. Noi mandiamo gli aiuti, per esempio i farmaci. Allora mandiamo i farmaci per combattere l'AIDS, perché l'AIDS è una malattia estremamente diffusa. In Uganda ci sono dei villaggi completamente deserti e nessuno lo sa, la gente è morta e non c'è nessuno più, no? E noi mandiamo i farmaci perché siamo buoni. C'è un bellissimo libro che si intitola Attenti ai buoni. Allora li mandiamo, ma naturalmente poi questi farmaci, siccome dobbiamo aiutare un'altra popolazione per questioni politiche eccetera, interrompiamo l'aiuto all'AIDS, cioè a combattere l'AIDS, lo spostiamo su altri paesi perché la quantità di farmaci è quella. Bene, sapete cosa succede? Che nel frattempo il virus è mutato e non è più combattibile con quei farmaci. E attenzione, non è che rimane l'AIDS, si diffonde, e si diffonde il l'AIDS B, C, D, E, F, perché questo è il problema. Quindi siamo a livello di assurdità, stiamo tirando il boomerang, ma non sappiamo che sta tornando indietro. Per cui, per carità, il 1,5 miliardi dell'ENI è una bellissima cosa, mi pare che è uscito sui giornali adesso, ma è una delle tante piccole cose che succedono in Africa. Ma succedono delle cose terribili, uomini infilati dentro un buco per terra per andare a pescare risorse minerali a mano, arrivano gli aerei, li montano sopra agli aerei questi 3-4 quintali di materie prime che peraltro servono per fare componenti per iPad, per altre cose, e sono essenziali e ad altissimo valore, e tutto rimane così. Questa è la desertificazione dell'Africa. Per esempio all'epoca di Gheddafi avevano trovato c'è tuttora un mare di acqua fossile sotto il deserto, no? Cosa ha fatto Gheddafi? Ha concesso ai cinesi la possibilità di prendere questa acqua, l'hanno canalizzata, adesso la canalizzazione fortunatamente si è fermata, va bene, perché è successo quello che è successo, perché dovevano andare a costruire un fronte per la produzione di iotropa e di palma da olio. Cos'è, professore, iotropa? Cosa sarebbe? Iotropa fanno praticamente una pianta che fa delle noci che vengono macinate ed esce olio, no? Peraltro commestibile anche, ma non serve a mangiare, perché serve, io prendo questo olio, lo filtro, lo metto direttamente in un autocarro a gasolio e l'autocarro corre tranquillamente, quindi è una fonte di energia. Un fronte di 40 km di profondità per una lunghezza di 1200 km, questo era il progetto, va bene? E stanno desertificando il deserto perché quando hanno tratto quell'acqua e hanno abbassato il livello,
tutte le oasi del Sahara spariranno, perché parliamo di miliardi di metri cubi di acqua fossile che ha migliaia di anni. Saluto il telespettatore, però abbiamo il suo numero di telefono in una delle puntate che abbiamo una varia trasmissione che va in onda alle 19:15 ogni sera. Magari se ha tempo e voglia di venire a parlare dell'Africa ci farebbe piacere, lo inviteremo volentieri, va bene? Grazie, ma vede il professore che è espertissimo e conoscenza, non per sentito dire, ma perché ha fatto esperienza lì. Ah beh, certo, ha conosciuto, ha parlato, ha visto. Molti giornalisti e molti politici per sentito dire parlano della guerra, di questo e quell'altro, ma non conoscono la situazione reale. Il professore conosce la situazione reale del Centro Africa e anche penso del Congo, del Sudan. Certo. Complimenti professore, complimenti, veramente è preparatissimo. Anche a lei. Grazie della telefonata. Allora, facciamo così, facciamo vedere l'ultimo I Love Europa di Matteo Renzi. Non so se abbiamo già un'altra telefonata, però facciamo vedere questo servizio e poi andiamo da Matteo Cecchinato per fare un ragionamento sull'Europa, cosa ne pensa, se c'è la possibilità di avere un miglioramento d'Italia tramite l'Europa, finalmente. Vediamo questo ultimo servizio, è l'ultimo clip di chiusura proprio di quello che avevamo preparato su Matteo Renzi ed è brevissimo. Ascoltiamolo. Il problema è se l'Italia adesso fa la sua parte, perché in questi giorni noi stiamo facendo un'opera incredibile, tutto dietro le quinte. Stiamo rivoluzionando il sistema organizzativo del Paese. È chiaro però che non lo puoi fare se alla fine continuano a avere cittadinanza soltanto i discorsi e non i posti di lavoro. Ecco perché ho detto oggi al Parlamento europeo: ma tutto bene la stabilità, ma se qui non si dà un lavoro alle famiglie, è chiaro che la gente continuerà a odiare l'Europa e io voglio che la gente ami l'Europa. Ecco, la chiusura di tutti i servizi che abbiamo fatto è che Matteo Renzi, come tutti, vogliono che gli italiani amino l'Europa. Succederà questo, Matteo, e anche poi nel ragionamento precedente per quanto riguarda la ministra che aveva iniziato a parlare Settimo Gottardo. Sì, comincio con il discorso della ministra. Io credo che alla gente non è che importa molto a chi va a sostituire o meno l'ex alto funzionario dell'Europa per l'estero. Credo che alla gente interessa che in Italia, nei territori, venga gestita l'esasperazione che ormai c'è. La chiamata di prima è la dimostrazione. Sicuramente questo è dovuto da 20 anni di una politica che non è riuscita a investire e a intercettare le esigenze che la gente chiedeva, ed è questo è chiaro. Ma un giovane come la vede Matteo, un giovane come te che ti sei messo in politica, che vuoi fare qualcosa per il tuo paese, come vedi il futuro dell'Italia, il futuro dell'Europa, come lo vede, come se lo immagina? Guardi, non è solo la guerra dei poveri oggi, sa? Tra chi viene di straniero e noi italiani, è la guerra anche delle generazioni, tra i giovani e chi è diversamente giovane. E questa è una delle sfide nuove. Io la vedo e la vedo insieme anche a tanti miei coetanei che l'energia c'è. Bisogna anche tenere conto che l'istruzione, noi la maggior parte è laureata e questo crea un valore aggiunto per l'Italia e per chi domani fa l'imprenditore, per chi farà lavoratore, per chi farà politica. La gente vuole che ci siano risposte concrete e che vengano fatte le cose di cui c'è bisogno. Guardi, basti pensare, quando una persona è in disoccupazione deve andare al centro per l'impiego, deve andare a fare la domanda, è fortunato se la risposta, e di tempo ne passa. Parliamo della mobilità in deroga che arrivano dopo 7-8 mesi, i denari in tasca alle persone. Non è possibile oggi, non è possibile. Quindi prima di tutto ben venga se la Mogherini diventerà lei la persona. No, non diventa, come ha ragionato Settimo, non diventa. Ma ben venga se perché è italiana. La vedo dura che Draghi lasci quel posto. Non è neanche bene che lo lasci. Esatto, non è neanche bene. Certo, però ben venga se è la Mogherini, ma bisogna risolvere i problemi di tutti i giorni e tutti i giorni noi ci troviamo di fronte a delle realtà che quotidianamente forse stanno migliorando, ma stanno anche peggiorando. Nell'Unione Europea, torno a noi allora, l'Unione Europea, guarda, ogni Stato dell'Unione Europea gestisce a sé tutta la parte degli esteri, no? Quindi ogni Stato ha il suo ministro degli esteri, nel momento in cui c'è una crisi, il ministro degli esteri, insieme al Presidente del Consiglio di turno, decide in che maniera porsi di fronte a quella tematica. L'Unione Europea tace.
effettivamente io dicevo all'inizio della trasmissione, dobbiamo creare gli Stati Uniti d'Europa e quella è la nuova sfida che dobbiamo aprire, per dare una voce unica a tutti i paesi. Certo. E bisogna anche risparmiare in quello, perché Renzi diceva bene, e dobbiamo copiare, l'Unione Europea deve copiare un po' da noi dobbiamo copiare da loro, non bisogna copiare la burocrazia. Certo. Mi fermo. Perfetto, vabbè, allora sentiamo la telefonata perché è l'ultima che passiamo, ce ne sono delle altre però è l'ultima, sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera, con chi parla? Buonanotte. Buonasera, sono Margherita, parlo da Padova. Prego Margherita. Sono da Padova e niente, volevo ricollegarmi alla telefonata che ha fatto la signora di Ferrara. Ecco, riguardo l'immigrazione, va bene. Diciamo, hanno bisogno sta povera gente, per carità, però sti marci di politici che abbiamo li fanno venire qua, poi sono lasciati a se stessi, vengono, io abito in campagna, vengono spesso e volentieri, quasi tutti i giorni, chiedono da mangiare, io gli dico te do un panino, no, io voglio soldi, sporca italiana, ti offendono, la maggioranza insomma, non so dove andiamo a finire di questo. Ho anche paura delle volte perché a casa da sola sfidano le persone, insomma, non so come la mettiamo. Certo, grazie signora, la sua testimonianza. Stefano, per la chiusura. Quando partono le signore, partono tranquille, poi si arrabbiano con i politici, ovviamente. Ma dice una verità, ma altrettanto vero, mi scoccia dire questa cosa, ma forse non abbiamo capito, anche se l'esempio che diamo è poco nobile, che non sono proprio la causa di tutti i mali politici. Lo diceva bene prima Gottardo, ahimè le decisioni politiche e economiche vengono prese da altre parti, non vengono prese ahimè dagli eletti. E allora questa classe avrà tanti difetti, la classe politica, ma io metto la mia esperienza. Io sono uno dei 60 consiglieri regionali e la gente mi dice sei un ladro, bandito, disonesto, e io dico a gran forza che non siamo tutti uguali e non rinnego la mia appartenenza alla politica, ma sono convinto che con una buona politica si può riuscire a risolvere i problemi, cosa che oggi la gente non riesce a capire. Ahimè, che io sono uno dei 60 consiglieri, ma io conto zero, perché le decisioni importanti vengono prese in altre sedi che non sono le sedi politiche. Ahimè, perché è la politica che dovrebbe governare i processi, oggi sono altre scelte che governano i processi. Tipo? Ma la politica economica, le lobby finanziarie, le lobby nelle costruzioni governano determinati processi. Nella sanità. E quindi voi andate a Venezia come consiglieri? No, non sto dicendo che non andiamo a fare niente. Beh, detto così. No, ma era per far capire. Il potere vero. Il potere vero, quello che spacca in due le scelte. Ho capito, ma la mia domanda era, Settimo, e perché 60 consiglieri tra opposizione e chi governa perché è invalso, possono cambiare? E perché è invalso dopo il libro soprattutto del mio amico Antonio Stella sulla casta, che tutto e i grandi giornaloni che sono pagati di proprietà delle grandi gruppi finanziari hanno amplificato, hanno quei contributi della politica, hanno detto no, è la colpa dei politici, hanno inventato un nemico artificiale del popolo. Devo dire che molti politici ci danno da fare anche in questo senso per fare brutta figura, però hanno identificato nella casta politica, nel ceto politico, e per la proprietà transitiva, quindi nella politica, hanno distrutto la politica, che era esattamente il vero potere alternativo alla finanza che se ne frega del popolo. E ora dice, caro popolo, tu come strumento di difesa hai i partiti e la rappresentanza politica, ce la facciamo fuori tutta, dice quella è cacca. E dice cosa ci resta? Niente, l'informazione data da chi? I giornaloni, la Repubblica, il Corrierone, di chi sono? Dei grandi gruppi finanziari. Sì, ma e cosa volete che questo? Dopodiché, ma i grandi gruppi finanziari sono uomini anche loro con un cuore oppure sono dei robot? Hanno un cuore d'oro, mio caro, non hanno un cuore di carne e ossa che sanguina, fanno buttare fuori il sangue al popolo. E loro hanno un cuore che è d'oro. Ma De Benedetti, il padrone di Repubblica, sta in Svizzera, paga le tasse in Svizzera, però comanda in Italia.
Monti, prima di fare il Presidente del Consiglio, l'ha spiegato il giornalista americano, è andato a chiedere il permesso a De Benedetti, tanto per fare nomi e cognomi, solo qui non siamo mai capaci di fare tutti. Non so, uno dei capi delle banche, il cattolico lì dell'Ambrosiano, no? Bazzo. È dentro il Corriere della Sera. E cosa volete, che parlano male delle banche? Parlano male dei politici, no? Dango e quel can. Dopodiché, cosa si rimane il popolo? Niente. Guarda, i sindacati sono stati sciolti, la Chiesa conta ancora meno, i partiti non esistono più, il Parlamento non ne parliamo nemmeno, comanda la finanza, non le banche, la finanza che comanda anche sulle banche. Dopodiché, non lamentiamoci, va ricostruita la democrazia, che è il potere della gente, del popolo. Sono qui, questi qua ci affameranno tutti. Sì, facciamo fuori pure la tasca. Meno con la pancia. Ecco, altrimenti ragazzi... No, do un dato. Prego. Guarda, nelle scorse elezioni europee sono stati eletti 750 parlamentari, no? Diamo il confronto al Parlamento italiano. Siamo 700, o meglio, 615 in Camera dei Deputati, 315 senatori e 7 senatori a vita. Diamo questo dato, quindi 952 persone. Cosa fanno? E ne abbiamo 750 in Europa. Quindi effettivamente la gente sì ce l'ha con la politica, ma la politica che risposte ha dato? Questo? Che risposte ha dato negli ultimi 20 anni? Non è paragonabile. Ragazzi, sono come quelli che si tagliano i cosiddetti per far contenti, capisci? Far dispetto alla moglie si taglia. Va bene, ho capito. Chiudiamo. Ringrazio qualche anno. Ringrazio Stefano Perrone che non vuole rimanere qui. Grazie anche all'avvocato Fulvio Cavallari, a Matteo Cecchinato. Senti Moltaro, una parola dico a lei, è venuto qui bello, speranzoso, positivo. Sempre. Tutti gli interventi sono stati quasi tutti non tanto positivi come aveva promesso. No, perché io sono, la realtà ti obbliga a fare il conto, ma proprio perché la realtà ti obbliga a fare i conti veri, trovi la forza per rovesciarle, non le scorciatoie, ma le strade lunghe. Ha detto bene Peraro, i sacrifici, strade lunghe in salita. Professor Marocasi, conclusione di questa puntata che è stata interessante anche per via di Renzi, poi che per via della telefonata con il nostro telespettatore che vive in Uganda. Ecco, le prospettive di questa Italia, è come diceva all'inizio della puntata, bisogna che tutte le forze si uniscano e che riescano a fare qualcosa di importante. Soprattutto che i giovani prendano coraggio. Non possono aspettare che prima o dopo succeda qualcosa, devono loro essere protagonisti. Se non sono i giovani protagonisti, i vecchi non sono in grado di vedere il futuro. Ma questo non è un governo giovane, professore. Certo, difatti ne abbiamo da anni, abbiamo finalmente degli input che sono, perché faccia il confronto Monti-Renzi, no? L'età si vede, l'intelligenza si vede, poi è stato scelto quantomeno nelle primarie, poi per carità Napolitano ha fatto un salto in più e forse finalmente ha avuto una buona intuizione, questo povero Napolitano che fa fatica a 89 anni, insomma. 90 ne ha compiuti ormai. 90, sì, ma ormai siamo entrato nel 90esimo anno. Siamo entrati, sì, quindi non so, pare Hindenburg, no? Hindenburg a suo tempo aveva 89 anni e diede i pieni poteri a chi? Al povero Adolfo. E quindi a una certa età bisogna avere il coraggio di fare i pensionati e di fare i nonni e di accudire le faccende domestiche, oppure prendersi cura di qualche immigrato, portarselo a casa e accudire e dargli da fare, perché è troppo semplice far piovere dall'alto certe decisioni. Bisogna lasciare spazio ai giovani, perché se no succede quello che è successo precedentemente, ci perdiamo un'intera generazione, la prossima non saprà cosa fare. Io sono l'unico che sono d'accordo con i vecchi, perché diventiamo vecchi tutti e li buttiamo via, quindi io spero che i vecchi rimangano, magari diano... No, come diceva qui il giovane simpatico Matteo, sono diversamente giovani, no, quindi siamo tutti diversamente giovani. Grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo venerdì prossimo.